Presente a questa iniziativa anche l'assessore al Comune di Mussomeli e chiediamo un suo parere su questo progetto di cui oggi l'assessore è presente sul reddito di inclusione. Ecco, chiediamo una misura valida o meno? È una misura meravigliosa, è pensata benissimo, perché finalmente non mira soltanto a dare un sostegno economico a chi si trova in situazione di difficoltà, ma mira a inserire il soggetto e la famiglia nel contesto sociale, quindi a togliere quella povertà che spesso non è soltanto economica, ma è soprattutto mentale e culturale. E allora il progetto è pensato in modo da avere in un primo momento un'assistenza con la carta che rilascia praticamente l'INPS e quindi hanno un sostegno secondo il numero dei componenti del nucleo familiare, un sostegno economico, ma quello che è bello è che si pensa appunto di inserirlo come? Si crea tutta una struttura, quindi la legge ha pensato di creare una struttura, quindi un rinforzamento anche dei servizi sociali che possono programmare dei progetti specifici per ogni soggetto che viene preso in carico. Il progetto del sostegno all'inclusione attiva, cioè il SIA, è un progetto sicuramente molto significativo, è la prima volta che il Ministero mette in campo delle risorse notevolissime per andare incontro alla povertà, per il contrasto alla povertà e adesso diciamo che c'è un ulteriore passaggio che il Ministero ha voluto fare, nel senso che ci si è resi conto che i parametri di accesso a queste misure, che sono da un lato economiche e da un altro lato di tipo di sostegno proprio alle condizioni di disagio, erano dei parametri molto restrittivi, per cui sono stati, pur rimanendo i criteri e i requisiti di accesso, però i parametri su cui poi veniva fatta la reale graduatoria sono stati abbassati, per cui una platea maggiore di persone e di utenti potrà accedere a questo sistema e quindi usufruire dei vantaggi economici e di accompagnamento che questa misura prevede. Noi abbiamo attivato uno sportello già da un bel po' e diamo consulenza e collaborazione a tutte, compiliamo anche le domande da presentare poi al Comune per dare un contributo fattivo a chi ha effettivamente necessità di questo, chiamiamolo, contributo. Ovviamente ci sono le criticità, l'accesso è stato difficile perché era molto selettivo e quindi non tutte le famiglie sono riuscite ad entrare all'interno di questo del sostegno all'inclusione attiva. Noi da canto nostro abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti come CISL, abbiamo ideato noi anche un progetto per fare un'inclusione attiva soprattutto per le donne immigrate, abbiamo fatto un finanziamento di circa 2.800 euro che daremo a 2 donne immigrate a cui abbiamo fatto dei corsi per fare assistenza all'interno delle famiglie con soggetti disabili o invalidi e per 2 o 3 mesi lavoreranno gratuitamente all'interno delle famiglie. Questo è un contributo che abbiamo scelto di fare noi per dare veramente questa società agrigentina oggi ha necessità di sostenere chi ha bisogno, perché la crisi ha veramente distrutto i bilanci familiari